Buongiorno, dobro jutro, guten Morgen, buondì. Ho sentito dire che gli italiani, per tanto che vedono studiato, quando lei in alc e capiscono poco. Allora, io penso che può essere vera la roba, perché quando ero in no fruits, in tes elementari, ci aveva insegnato che quando non si capiscono le parole, si ha di alzare la mano e si ha di dire cosa significa. E ti spiegavi, di modo che tu imparavi il significato di queste parole che non tu capivi. Qui che ven su o che vengono su con la televisione, attenzione che le ascolte, ma la televisione non si ferma a spiegare che parole che qui che sta lì a sentire non capisce, va in davanti, sicché si sono usate a capire una parola qui e una là, dopo a cercare da donde il senso della questione che viene trattata, miglior che pueden, e a capire che capisci. A sono usate a capire poco, probabilmente. Buone giornate e buone vite.